Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Liguria alla scoperta di Perinaldo in provincia di Imperia. Il comune si trova a 572 metri sul livello del mare e conta circa 800 abitanti. Perinaldo è città dell'olio e città dell'astronomia perché qui nel 1625 è nato il grande astronomo Giovanni Domenico Cassini. Perinaldo è anche bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Perinaldo! E nella sala del consiglio del comune di Perinaldo incontriamo il primo cittadino, il sindaco Francesco Guglielmi. Sì. La domanda che facciamo sempre, allora ci presenti il comune di Perinaldo? Con vero piacere, più che un onore, presentare Perinaldo. Diciamo che Perinaldo è la mia vita, ma siccome è la mia vita vorrei che fosse anche la vita di tutti i cittadini di Perinaldo e specialmente dei forestieri che vengono a Perinaldo, che trovano bello Perinaldo. Un paese fantastico, si vede dalla montagna al mare, un'altitudine di 572 metri con un clima meraviglioso, sempre irradiato dal sole. Una storia affascinante perché Perinaldo è bellissimo, ha avuto dei personaggi fantastici come Gian Domenico Cassini, che ha segnato proprio le sorti, diciamo così, della Francia, perché è stato italiano e poi in terra di Francia. È stato direttore dell'osservatorio di Luigi XIV, suo consigliere, quindi ha avuto un'importanza fantastica. Abbiamo anche un osservatorio dedicato a lui. Dove meglio poteva essere un osservatorio se non a Perinaldo, paese natale di Cassini, ma anche perché siamo a 360 gradi come vista, quindi è fantastico, dallo zenit passiamo fino alla montagna ed è meraviglioso. Abbiamo addirittura due cupoline, no? Abbiamo due cupoline, una è stata montata nel 1987 ed ha un telescopio da 400 mm per il profondo cielo, poi ne abbiamo un altro invece di 360 mm che punta dalla parte verso il mare. È tutto racchiuso qui all'interno del comune perché poi abbiamo anche un piccolo museo napoleonico. Tutto raccolto in questo piccolo comune che in effetti era un antico convento dei minori formati di San Francesco, acquistato dal comune ai primi del Novecento e poi ristrutturato chiaramente. Sì, il Museo Napoleonico per noi è importante perché Napoleone ha messo Perinaldo capoluogo di cantone al posto di Dolciacqua. Lui dice, memorie par lui-même scritte da lui, dice sono passato da Dolciacqua a visitare l'ormai decaduta signoria Doria e poi sono andato alla volta di Perinaldo, paese del grande astronomo. Viene a Perinaldo, soggiorna a Perinaldo nel castello Maraldi e toglie Dolciacqua capoluogo di cantone e mette Perinaldo. Ecco perché abbiamo la documentazione di Napoleone a Perinaldo. E porta anche il famoso carciofo. Sì, si parla del carciofo di Napoleone. In effetti Napoleone, come usanza, ogni volta che andava in un territorio lasciava al presidio una ventina di militari. Questi si sposeranno con donne di Perinaldo e porteranno il carciofo dalla vicina Francia, da Val-d'Oris, da Pagomas, da Grasse, la città dei profumi.
abbiamo anche l'epigrafe del passaggio. Abbiamo il passaggio di Napoleone, certo. Certo, e quando entriamo in questo castello dobbiamo pensare una cosa, che l'hanno visto personaggi come Lavoisier, un grande scienziato, come Bailey, come tutti questi personaggi che hanno fatto la storia della chimica, della fisica, e tutti viaggiavano su Perinaldo, perché dopo Cassini i Maraldi, vissuti a Perinaldo, facevano vedere un epistolario di lettere magnifiche che provano tutte queste vicissitudini, la presenza di questi personaggi nel luogo. Si parla di Perinaldo già dal 1000. Si parla di Perinaldo, i documenti rivelano Perinaldo in un atto, l'acquisto di un vescovo Tommaso di Ventimiglia alla fine dell'Ottocento, che cede questo tenimento al conte Rinaldo e di lì piglia il nome di Perinaldo. Nel gonfalone abbiamo anche lo stemma di Genova. Nel gonfalone abbiamo praticamente un leone affrontato ad un ramo d'olivo, che è lo stemma poi di Perinaldo, 2 rami di quercia sotto che rappresentano la forza dei comuni e la torre dei comuni, classica di tutti i comuni, e la croce in campo bianco genovese. E per un periodo però qui ci sono stati anche i Grimaldi. Nel 1523 Perinaldo, il castello, è stato distrutto da un vescovo, Agostino Grimaldi, e dopodiché i perinaldesi, i dolciaquini, quelli di Apricale e quelli di Solabona sono andati a giurare fedeltà nel Giardino degli Aranci a Monaco, a fare atto di sottomissione davanti al principe. E lì abbiamo un altro sigillo, lei mi diceva, del 1700 con i 2 leoni, no? Questo sigillo è stato tratto, l'ho tratto io da un atto notarile. All'epoca i notai nel suo sigillo mettevano lo stemma del luogo. Tutti i notai, ne erano 4 ben a Perinaldo, tutti avevano il sigillo così. 2 leoni affrontati, questa volta invece di un leone, ed era il sigillo che identificava Perinaldo negli atti notarili, che sono negli archivi notarili. Quando uno va a vedere un atto senza guardare sotto sia Perinaldo, guarda il sigillo e si rende conto che quello è roba di Perinaldo. Ma che cos'è Perinaldo per lei? Per me Perinaldo è la vita. Per me Perinaldo è tutte le mattine quando mi alzo e guardo questo panorama, mi sembra di non averlo mai visto. Mi piace tantissimo raccontare alla gente che viene, a raccontare il mio borgo, raccontarlo a tutti e parlare della storia. Per me è fantastico. E mi hanno raccontato che a volte proprio si incontra il sindaco che sta parlando con i turisti e descrivendo il paese, no? Sì, beh, è un piacere, no? È un piacere anche perché con la speranza che ritorni, no? Perché noi viviamo anche il turismo. Mi vuole fare un invito telegrafico a venire qui a Perinaldo nel dialetto locale? A me mi piace tanto parlare del mio paese, perché è un paese fantastico. E a me mi piace quando viene gente spiegare tutte queste cose lì, come li capisce è in Ventuna. Noi allora vorremmo che viene a Ventuna a visitare il nostro bel Perinaldo, che si ferma a mangiare in ristoranti, che va in te bed and breakfast, in te casa vacanze. Quello. Grazie sindaco, e adesso andiamo a conoscere il parroco di Perinaldo. All'interno della bellissima parrocchiale di Perinaldo andiamo ad incontrare il parroco Don Rosario Tambaro. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Perinaldo. Beh, la comunità di Perinaldo vanta una tradizione abbastanza antica di cristianità, e lo si vede non solo dalla chiesa parrocchiale, che vanta di essere anche a livello artistico un monumento per la sua bellezza architettonica, ma anche perché un piccolo borgo come Perinaldo, in ogni frazione, vuol dire ogni contrada, c'ha una chiesa, un oratorio dedicato a un santo. Questo dimostra che negli anni passati c'erano delle confraternite, ma anche perché la devozione stessa, perché essendo un paese anche
anche in prevalenza agricolo, erano legati molto alla chiesa, al senso di chiesa. Tutto il periodo estivo, da maggio fino a ottobre, c'è una festa in una frazione dedicata a un santo, perché c'è un oratorio dedicato a un santo. Questo dimostra che c'era una fede viva. Ultimamente poi con gli anni molte persone sono diventate anziane, sono decedute e non c'è stato un ricambio generazionale, per cui quei pochi che sono rimasti sono ancora legati alla Chiesa, ai loro santi patroni e alla loro devozione. Questa parrocchiale è dedicata a San Nicolò di Bari. La chiesa parrocchiale appunto è dedicata a San Nicolò di Bari, che è il santo patrono proprio di Perinaldo, però ecco qui c'è anche la devozione in questa chiesa della Madonna del Rosario che si fa nella prima domenica di ottobre. Questa festa apre le attività pastorali della parrocchia. E mentre poi c'è l'altra Madonna, la Madonna delle Figlie, che si celebra, era un'associazione di donne che curavano la marianità, il senso mariano, con la recita del Rosario nel mese di maggio e concludevano il mese di maggio proprio con la festa della Madonna delle Figlie, che è l'ultima domenica di maggio e che conclude in certo senso l'anno pastorale. Una chiesa sorretta da queste colonne che sono uno degli elementi più antichi della parrocchiale. Sì, perché è una riscoperta, perché con la riforma liturgica, con il concilio, con l'altare che viene messo al centro nel 1964, con la riforma liturgica, si è riportato alla luce ciò che erano le origini della Chiesa stessa, perché la Chiesa è formata da 3 navate, quella centrale rispecchia quella originale classica, mentre poi successivamente nelle navate laterali rispecchia il periodo barocco. Quindi può dire che la chiesa è stata ampliata, ha avuto varie trasformazioni anche negli anni e nei secoli. E abbiamo anche delle tele molto belle. Sì, abbiamo quella che è stata donata dal nostro compaesano Gian Domenico Cassini, il famoso astronomo, e più il crocifisso che ha fatto dono alla chiesa parrocchiale. E lei è la canonica proprio qui a fianco. Sì, proprio qui a fianco, che si può dire che non rispecchia proprio per niente la sobrietà, perché è una struttura mastodontica, perché è stata fatta una donazione alla chiesa, al paese, dai Doria di Dolceacqua, un paese qui vicino. Quindi un'unica canonica, un unico parroco, con 2 parrocchie come sono io adesso, non solo qui di Perinaldo ma anche di Soldano, un paese che sta qui sotto Perinaldo ed è molto legato, anche se Perinaldo rimane un po' sul crinale, Soldano va più sul mare, quindi più sulla costa. Da qui abbiamo una veduta bellissima, questa Sì. chiesa si trova sul punto più alto e vediamo il mare. Sì. Sì, questa è la caratteristica proprio della chiesa parrocchiale. Infatti in passato c'era la facciata centrale che era lato mare, nell'abside dove attualmente ora c'è il crocifisso c'era la vetrata che si affacciava sul lato monte, che dall'altra parte si vede le Alpi Liguri fino ad arrivare al Saccarello, che sarebbe la punta più alta della Liguria, confine tra il Piemonte e la Francia. C'è anche una forte devozione per Sant'Antonio, è una chiesa dedicata a Sant'Antonio. Sì, perché il patrono è San Nicola, però ecco, la gente da quando sono arrivato qui ben 4 anni fa ho visto che sono molto legati a Sant'Antonio. Infatti la festa che ricorre nel mese di giugno c'è sempre più gente, c'è molta più partecipazione rispetto al santo patrono. Ma non è solo Sant'Antonio il santo di cui la gente è devota. Sant'Antonio è uno dei santi più famosi,
cui si è legati di più. Poi nelle frazioni, Poi ci sono le frazioni ovviamente qui di Perinaldo che hanno il loro santo e si vede proprio una grande devozione, e questo, come ricorda Papa Francesco nella sua esortazione apostolica Evangelium Gaudium, bisogna partire proprio da questo, dalle devozioni popolari, per portare la gente alla fede vera, perché i santi ci devono aiutare attraverso la loro testimonianza che hanno dato in vita a portarci a Cristo. E da qui vediamo anche il santuario dedicato alla Madonna. C'è anche il santuario dedicato alla Madonna, sarebbe il santuario della Nostra Signora della Visitazione, sarebbe la Madonna delle Grazie, si celebrava a luglio. Ancora è rimasto questa tradizione di celebrare la festa proprio nel mese di luglio dedicato alla Madonna della Visitazione. Infatti dentro, oltre a una riproduzione della Meridiana che è stata riprodotta sulla falsariga di quella di San Petronio, creata da Gian Domenico Cassini a Bologna, qui è stata riprodotta in miniatura una facsimile. Oltre la pala dell'altare che è dedicata alla Madonna della Misericordia, c'è anche la statua della Visitazione che appunto nel mese di luglio si portava in processione. Attualmente, mancanza di persone, si è circoscritti più a una celebrazione comunitaria, una celebrazione della messa, un momento di festa e di aggregazione. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? È vero che tante volte si è scoraggiati, no? Perché vedere un non ricambio generazionale, anche perché negli ultimi anni Perinaldo ha avuto un crollo demografico, non ci sono state tante nascite. È vero che è un popolo un paese che tende all'invecchiamento, quindi molte persone che ci tenevano alla chiesa parrocchiale e alle altre rettorie sono decedute con gli anni, però ecco, è anche vero che c'è ancora una parte che conserva questa fede, questa devozione, e si vede anche dalla partecipazione alle celebrazioni della domenica, non molta, però c'è ancora questo senso di fede, ecco, che mi auguro anche che possa continuare anche per le future generazioni. Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di Perinaldo. E adesso con Fabiano Cassini percorriamo l'itinerario del gusto. Voi siete una famiglia. Innanzitutto, che cosa significa Augagian? Augagian è stato dato il nome dal fatto del popolo di Perinaldo, che ha questo vociferare sempre ad alta voce, e è stato dato questo nome un po' come i gabbiani che urlano, che gridano. È stato dato questo nome a questo locale proprio per questo. Vediamo un po' allora di presentare i vostri piatti. Qui abbiamo dei semplici carciofi sott'olio. Questo piatto è il classico brandacugnò alla ligure, dunque è un mantecato di patate stoccafisso con a chiudere un olio aromatizzato al prezzemolo e aglio. Poi abbiamo la classica torta verde, quindi è una torta di verdure ripiena con verdure di stagione. In questo caso abbiamo delle bietole e delle zucchine. Poi abbiamo un primo piatto. Abbiamo un primo piatto che questo è un po' il nostro classico, sono dei ravioli ripieni di coniglio, dunque un impasto semplice, e abbiamo il nostro classico coniglio alla ligure con le olive taggiasche.
dobbiamo spendere qualche parola in più per il carciofo, perché questa è anche città del carciofo, Perinaldo. Abbiamo diversi produttori di carciofi, la richiesta è sempre tanta, non è facile accontentare tutti. Come vino bianco del territorio abbiamo un pigato, un vermentino, che è il classico nostro vino ligure, e poi abbiamo un classico rossese di dolce acqua, principalmente venduto in tutto il territorio. Ma che cos'è Perinaldo per lei? Beh, Perinaldo per me è il mio paese di nascita. Io ho 27 anni e sono nato e cresciuto qui e ad oggi lavoro qui, quindi è sicuramente un paese che porterò avanti per sempre. Tanti stranieri soprattutto che abitano nel centro storico. Sì, assolutamente. Innanzitutto abbiamo un centro storico con tanta storia alle spalle e siamo in un punto perfetto, tra la vera montagna e il mare. E ci sono tantissimi sentieri, no? Assolutamente. Abbiamo tantissimi sentieri per escursioni a piedi, per escursioni in bicicletta e nonostante ciò è stato fatto tanto investimento perché appunto tanti turisti piace questa disciplina. Vogliamo fare un invito a venire qui a Perinaldo? Beh, sicuramente dovete venire a provare innanzitutto la nostra cucina e il territorio che abbiamo. Il territorio, la tranquillità, come già è stato detto, il clima e tutto il verde che ci circonda. E adesso facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi facciamo un invito nel dialetto locale. Venire a Perinaldo a mangiare i nostri piatti e a venire a visitare il paese. Grazie a Fabiano Cassini, tra l'altro lei ha un cognome importante che ci riporta al grande astronomo e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle curiosità di Perinaldo in provincia di Imperia. Concludiamo la nostra passeggiata a Perinaldo con Giorgio Guglielmi, che è il responsabile dell'ufficio turismo, e dobbiamo dire che questa è una delle vocazioni più forti di Perinaldo. Assolutamente sì, Perinaldo è famoso proprio per un discorso turistico, per la posizione geografica, per la bellezza, per tutti quelli che sono gli aspetti storici e culturali a cui negli ultimi anni è stato abbinato un discorso prettamente turistico improntato sulla ricettività. Perinaldo si può fregiare di due marchi di qualità che sono la bandiera arancione e i borghi più belli d'Italia, che sono in effetti due segni distintivi di grande prestigio che vanno a premiare quelle località che hanno una particolare attrattiva dal punto di vista turistico. Perinaldo è anche un comune che vive tutto l'anno con varie manifestazioni stagionali. Sì, ovviamente anche quello, appunto, l'impronta turistica. Diciamo che fondamentalmente la stagione turistica è quella che vede più eventi, più manifestazioni, però ci sono anche eventi e appuntamenti che si ripropongono nel corso degli anni in periodi non prettamente estivi, per cui partiamo dal mese di maggio con la rassegna del carciofo, il carciofo di Perinaldo, il presidio Slow Food, poi c'è tutto il periodo estivo, come ho detto, caratterizzato da manifestazioni e eventi a livello artistico, musicale, rassegna letteraria, teatrale, eventi gastronomici, per concludersi poi nel periodo autunnale con la grande castagnata di ottobre che diciamo chiude un po' quelle che sono le grandi manifestazioni, eventi tradizionali tipici del paese. Sono tanti gli itinerari, il centro storico, però abbiamo il mare a due passi, la montagna, la collina, c'è un po' tutto. Sì, diciamo che Perinaldo appunto gode di questa posizione particolarmente invidiabile, perché ci troviamo proprio ad un passo dal mare e con le montagne dietro a nord, per cui la vista e il panorama è veramente a 360 gradi. Le montagne più alte della Liguria fino ad arrivare al mare con tutta la vista aperta veramente su tutta la vallata, come dico, a 360 gradi. Allora chiudiamo con un invito.
L'invito appunto in quanto abitante di Perinaldo, perinaldese, e anche per quello che rappresenta il mio ruolo all'interno del comune, perché mi occupo di turismo, inviterei vivamente coloro che ancora non lo conoscono. Ci troviamo oltretutto vicini anche a posti conosciutissimi, siamo vicini a un passo dalla Costa Azzurra, siamo nell'entroterra di Sanremo, per cui possiamo essere un motivo di attrazione e invitare per questo le persone che ancora, ripeto, non lo conoscono a venire al più presto a visitarci. Non solo di giorno, ma anche la notte per ammirare le stelle. Ma anche la notte, sì, perché Perinaldo è sede dell'osservatorio astronomico intitolato a Giovanni Domenico Cassini. Da più di 20 anni esiste questo osservatorio astronomico che svolge attività sia a livello didattico, quindi a favore delle scuole, e sia per tutti gli amanti curiosi, organizzando serate, convegni, conferenze a livello internazionale, invitando ovviamente scienziati e studiosi da tutto il mondo. Grazie a Giorgio Guglielmi, e quindi Perinaldo vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Perinaldo, in provincia di Imperia. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza! Vi aspettiamo a Perinaldo.